Salve amici, eccoci qua con il nuovo oroscopo della settimana, o meglio la settimana di Pasqua, quindi ne approfitto per fare i miei più sinceri e affettuosi auguri a tutti quanti voi che mi seguite ormai da tanto tempo, ringraziando anche i nuovi iscritti che stanno aumentando giorno per giorno, quindi un grazie veramente di cuore. E andiamo con l'oroscopo della settimana che va dal 29 marzo al 4 di aprile, va bene? E iniziamo appunto con il primo segno dello zodiaco che è il segno dell'Ariete. Bene, allora l'Ariete, amore. La settimana non inizierà nel migliore dei modi perché le stelle potrebbero addirittura portare a qualche problema in amore. Poi le cose inizieranno a cambiare e a rassegnarsi, più o meno. I giorni centrali saranno abbastanza tranquilli per le coppie. Bisognerà attendere il sabato e la domenica per vivere le emozioni più intense dove potrebbero arrivare novità anche per i single. Nel lavoro, occhio ai primi giorni in cui potreste sentirvi affaticati e stressati. Sarà opportuno dosare le energie per non disperderle, le cose miglioreranno e tutto andrà meglio sul posto di lavoro. Prossimo segno dello zodiaco è il segno del Toro. Il Toro, in amore dovrete fare particolare attenzione in queste giornate in cui lo stato d'animo non sarà affatto dei migliori. Le stelle non aiuteranno troppo con le relazioni, i rapporti e i nuovi incontri. Un atteggiamento sbagliato e poco piacevole potrebbe influenzare in maniera negativa un rapporto d'amore o un nuovo approccio amoroso. Sul lavoro la stessa cosa avverrà anche sul posto di lavoro, quindi sarà sicuramente consigliabile gestire al meglio i modi da fare. Così eviterete facilmente problemi con chi collabora con voi. E andiamo con il prossimo segno che è il segno dei gemelli. Per i gemelli, in amore, questa settimana tra marzo e aprile sarà piuttosto serena per la maggior parte dei gemelli. Molti potranno godersi un bellissimo equilibrio con il proprio partner. Difficilmente ci saranno cambiamenti drastici per le relazioni. Qualche nuova emozione potrebbe invece arrivare per chi è solo da un po' di tempo. Potrebbe esserci una nuova conoscenza per voi. Sul lavoro invece interessanti le giornate centrali di questa settimana dove ci saranno delle occasioni da non sottovalutare assolutamente. Il fatto è che però tali opportunità potrebbero costare un po'. Sarà opportuno fare una valutazione. E adesso andiamo con il segno del cancro. Bene, il cancro invece in amore questa settimana non si riserverà stelle estremamente particolari, nel senso che l'amore proseguirà a gonfie vele, meno male, senza troppi disagi di coppia, ma senza nemmeno importanti passi in avanti per la relazione amorosa. Comunque sarete piuttosto perspici e questa caratteristica potrebbe aiutare soprattutto chi ha il cuore libero e chi cerca nuove emozioni.
Nel lavoro le idee di questi giorni potrebbero essere particolarmente interessanti, oltre che molto intuitivi. Potrebbe essere una settimana importante ed innovativa per obiettivi e progetti professionali. E andiamo con il segno del leone. Il leone in amore questa settimana non sarà tutte rose e fiori, soprattutto durante le giornate centrali. Il vostro umore potrebbe essere basso e costare qualche tensione anche verso gli altri. A questo punto sarà utile concentrarsi sugli altri giorni per riuscire a godersi questa settimana con la propria dolce metà. Non si escludono nuovi incontri per chi è single. Nel lavoro invece per voi del Leone, se avete un obiettivo in questo periodo, tornerete ad impegnarvi, a crederci, senza abbattervi. Sarete quindi piuttosto determinati a riuscire nei vostri intenti, bene se un progetto vi sta particolarmente a cuore. E andiamo con il segno della Vergine. Per voi del segno della Vergine, in amore non saranno tutti i giorni facili questi. Probabilmente sarete un po' scossi, soprattutto per alcune vicende di tipo lavorativo e per questo l'umore non sarà sempre al top. In questo senso bisognerà fare attenzione a non portare a casa preoccupazioni e nervosismo che potrebbero influenzare relazioni e nuovi rapporti, in particolar modo nel fine settimana. Nel lavoro invece ci sarà parecchio da fare, durante il weekend potreste risentirne un po'. Occhio a qualche collega che forse non vi costerà abbastanza, al contrario di quello che potevate pensare a credere. E andiamo con il segno della bilancia. Bene, allora la bilancia invece in amore questa nuova settimana dell'anno, tra il mese di marzo e quello di aprile, bisognerà riflettere su alcune questioni. Avrete infatti bisogno di valutare determinate situazioni per trarne le vostre conclusioni. Un rapporto potrebbe avere necessità di prendere una linea decisiva e potrebbe esserci dunque le scelte importanti da dover fare. Nel lavoro simile sarà il discorso anche sul posto di lavoro, le idee non mancheranno, ma senz'altro bisognerà tenere conto delle conseguenze che potrebbero costare una eventuale scelta. Scorpione. Lo Scorpione invece in amore per i sentimenti potrebbe essere un momento molto interessante. Le relazioni che già esistono non si ritroveranno a dover affrontare dei problemi. Chi invece ha intenzione di avvicinarsi a qualcuno potrebbe fare il primo passo. In questi casi sarà fondamentale ricordare che l'amore si costruisce piano piano. Non ci sarà bisogno di correre, se non rose fioriranno. Lavoro, se avete un sogno nel cassetto dovrete ricordarvi di non esagerare. Continuate ad impegnarvi ma con calma. Chi va piano va sano e va lontano e per voi potrebbe essere proprio così. E andiamo con il segno del Sagittario. Bene, Sagittario invece
in amore decisamente bella e positiva questa settimana per voi, tanto che potrete godervi le emozioni con il vostro partner al miglior dei modi. Se siete davvero innamorati, infatti, sarete particolarmente ottimisti nei confronti del futuro. Anche chi ha il cuore libero da impegni sentimentali adesso avrà più fiducia nel pianeta dell'amore ed sperare un po' di più in un nuovo incontro amoroso. Nel lavoro invece la determinazione e l'ottimismo saranno ancora più grandi per quanto riguarda progetti e compiti di lavoro. Se avete un sogno, difficilmente vi distrarrete dalla voglia di raggiungere il vostro obiettivo professionale. E andiamo con il segno del Capricorno. Bene, allora il Capricorno, vediamo, in amore la settimana potrebbe rivelarsi abbastanza complicata da problemi e umori per niente alto e poco aiuto da parte delle stelle. Le difficoltà più grandi potrebbero essere sul posto di lavoro, ma pensieri e nervosismo arriveranno anche nella vita di coppia. Proprio per questo motivo potrebbero nascere discussioni con il partner. Non sarà un buon momento per chi ha intenzione di fare un passo in avanti con una nuova conoscenza. Nel lavoro invece è decisamente male sul posto di lavoro, quindi potrebbero esserci tanti ostacoli da dover affrontare e superare e non sarà così facile. Meglio gestire bene ogni piccolo dettaglio, tutto avrà una sua valenza ed importanza. Andiamo con il segno dell'Acquario. Per voi del segno dell'Acquario in amore, questi giorni tra marzo e aprile non saranno affatto male per voi nati sotto questo segno. La settimana inizierà nel miglior dei modi. Potrete vivere tranquillamente la vostra storia d'amore con la persona che sta al vostro fianco. Bene pure per i single. Le soddisfazioni più grandi però arriveranno su altri fronti. Nel lavoro ed anche proprio il lavoro, quel fronte a cui facevamo riferimento. Arriveranno infatti buoni risultati per il piano professionale. Finalmente potrete contare su gratificazione, ma non solo del tipo personale. Sono previste delle entrate che di certo vi faranno ben comodo. E infine andiamo con il segno dei pesci. Allora per voi pesciolini, in amore la settimana potrebbe portare qualche spiacevole sorpresa. L'umore un po' alterante potrebbe portare a delle situazioni poco piacevoli. La giornata peggiore di questa settimana sarà l'ultima. La domenica infatti sarà abbastanza complicata e le stelle non vi aiuteranno. Attenzione a non perdere le speranze, soprattutto se si tratta di una persona che amate e alla quale tenete in maniera particolare. Nel lavoro potrebbe esserci un po' di caos nell'aria, ma soprattutto potrebbe mancare un po' di ottimismo. Dovrete tenere gli occhi aperti e non attaccarvi troppo a pensieri e ad energie negative che sicuramente non porteranno a nulla di buono. Bene, abbiamo così terminato l'oroscopo della settimana che va dal 29 marzo al 4 di aprile. Noi ci sentiremo per la prossima settimana per il nuovo oroscopo. A tutti voi buona settimana di Pasqua. A risentirci, che le stelle siano sempre con voi.